Un fine settimana del duplice volto. Se venerdì e sabato sarà protagonista della scena un promontorio, le mappe in quota a circa 5.500 metri fanno vedere l'avvento di una saccatura alla volta di domenica che potrebbe portare qualche disturbo nel corso del pomeriggio. Venerdì e sabato sulla nostra regione avremo un cielo sereno poco nuvoloso, soltanto degli addensamenti pomeridiani sui monti, velature sottili di intransito verso sera, ma niente di più, con temperature che in pianura potranno raggiungere valori attorno ai 30 gradi. Domenica si partirà bene nel corso della mattinata, nel pomeriggio si attiveranno dei rovesci temporaleschi sui settori montuosi, localmente anche forti, con possibili debordi su parte delle aree pianeggianti. A proposito di temperature, possiamo dire che sembra probabile una nuova ondata di calore con l'inizio del nuovo mese, con temperature ben superiori ai 30 gradi sul nostro territorio. Un rapido sguardo al tempo sul resto della penisola: con sabato avremo bel tempo su tutta la penisola, segnaliamo soltanto dei rovesci temporaleschi sulle Alpi di nord-ovest appunto nel pomeriggio di sabato. Con domenica invece l'instabilità potrebbe interessare il nord e probabilmente anche il centro. Se avete tempo e voglia, ci vediamo nel prossimo appuntamento.